Inchiesta Palude revocati, i domiciliari a Renato Boraso che ha patteggiato per corruzione, l'ex assessore torna libero dopo 14 mesi ma non potrà spostarsi da Venezia. Dopo il nubifragio che ha colpito il Miranese, oggi la situazione è tornata alla normalità ma si contano i danni, sopralluogo del sindaco Brugnaro nei territori metropolitani colpiti. Trasferito in queste ore nel carcere di Treviso il 55enne detenuto che aveva colpito con un pugno Filippo Turetta nella casa circondariale di Montorio. Infrastrutture e formazione, gli artigiani veneti chiedono alla politica di cambiare passo, destinatari candidati alle regionali e non mancano stoccate, campagna elettorale in ritardo. Prima visita dell'ambasciatore italiano in Venezuela, Alberto Trentini è apparso in buone condizioni di salute, ha riferito mangia regolarmente e ha quotidianamente accesso all'ora d'aria. Dal 20 al 26 ottobre 2025 sarà di nuovo Venice Fashion Week, 7 giorni di eventi, sfilati, workshop e mostre dedicate alla moda consapevole in palazzi, atelier e spazi culturali della città. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. L'inchiesta Palude in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con Renato Boraso a cui sono stati revocati i domiciliari. L'ex assessore dunque torna libero dopo 14 mesi ma non potrà spostarsi da Venezia. Non ho nulla da dichiarare, dice ai nostri microfoni. Non ho nulla da dichiarare, se insistete tanto mi costringete a fare altre azioni, non ho nulla da dichiarare. Come sta? Volevamo sapere come sta. Che anno ha passato? Nulla da dichiarare. Non vuole aggiungere altro, rispondendo dal citofono della sua abitazione a Favaro Veneto, l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, coinvolto nell'inchiesta Palude, è tornato libero. Dopo 4 mesi rinchiuso nel carcere di Padova e 10 agli arresti domiciliari dove vive con la moglie e i figli. È libero, ma non potrà lasciare il comune di Venezia. Visibilmente dimagrito, Boraso è barricato in casa, non se la sente di rilasciare alcuna dichiarazione ai nostri microfoni. La decisione della revoca dei domiciliari è stata accolta dalla giudice per le udienze preliminari Franceschetti, dopo l'istanza presentata dall'avvocato difensore di Boraso Umberto Pauro a circa 15 giorni dall'udienza in cui il suo assistito ha patteggiato 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 308.000 euro recuperati dalla vendita della sua casa in montagna come risarcimento per le 12 accuse di corruzione contestate dalla procura. In questi giorni qualcuno l'ha visto muoversi per Favaro, piccole uscite, qualcuna col figlio per riprendere contatto con la realtà. L'ex assessore ha anche ottenuto il permesso di tornare al lavoro e ai lavori socialmente utili presso una cooperativa sociale. C'è chi però in paese pensa che Boraso, amatissimo a Favaro, non sia l'unico a dover pagare. Secondo lei c'è stato un accanimento giudiziario oppure? Ma forse nei confronti suoi anche sì. Perché ci sono dei soggetti che hanno preso delle pene maggiori e sono usciti prima. Ma per Boraso la vicenda non è conclusa. Ora lo attende la maxi udienza preliminare fissata per l'11 dicembre e che vede coinvolti, tra gli altri, il sindaco Brugnaro, il direttore generale del comune capo di gabinetto Ceron, il vice capo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Won Chin, chiamati a difendersi da accuse di corruzione. Boraso non sarebbe coinvolto, secondo la procura, nel tentativo di vendita dei 41 ettari inquinati dei Pili, promettendo aumenti di volumi edificabili, ma avrebbe comunque avuto un ruolo nel far abbassare all'ufficio stime del comune il prezzo per la vendita di Palazzo Papadopoli Poereo, da 14 a 10,8 milioni di euro, palazzo poi acquistato nel 2019 dallo stesso Mr. Ching. Dopo il nubifragio che ha colpito in particolare la zona del Miranese, oggi la situazione è tornata alla normalità, ma si contano i danni, sopralluogo del sindaco Brugnaro nei territori metropolitani colpiti. Sono caduti quasi 100 mm di pioggia. Non sono caduti in modo uniforme sul territorio e anche questo è un dato significativo. Addirittura all'interno dello stesso comune il livello di precipitazioni è diverso da una parte e dall'altra. Questo ha comportato l'incapacità della rete di ricevere tutta la massa d'acqua e quindi alcuni interrati sono stati invasi dall'acqua.
circa una quindicina. Abbiamo ricevuto una trentina di richieste di intervento e le abbiamo esaurite grazie ai Vigili del Fuoco, alla nostra protezione civile che era presente con tantissimi agenti intorno all'1:30. Stamattina abbiamo ripreso le attività. Il maltempo si è abbattuto nuovamente sul veneziano. In poco tempo il nubifragio ha colpito i comuni di Mirano, Spinea, Martellago e Noale, dove sono stati attivati i COC, i centri operativi comunali della protezione civile. Questa è la situazione a Cappelletta, una delle zone più colpite di Noale. Come vedete, a distanza di ore l'acqua deve ancora scendere. Un albero è caduto in via Fornace bloccando il traffico, ma i disagi si sono verificati anche nell'area artigianale completamente allagata. Il sindaco, insieme a Protezione Civile, Consorzio, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, ha monitorato costantemente l'evolversi della situazione. C'è stata una fortissima precipitazione concentrata e in brevissimo tempo. Questa è stata la causa principale. Queste bombe d'acqua che ti colgono più o meno di sorpresa, anche se le precipitazioni vengono previste, ma non si riesce a prevedere la forza con cui arrivano e spesso coglie impreparati. Anche se devo dire che come la precipitazione è arrivata molto velocemente, anche noi ci siamo attivati allo stesso modo molto velocemente. Allagato anche il sottopasso che unisce Martellago a Salzano e dove in mattinata si è recato, oltre ai primi cittadini coinvolti, anche il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro per toccare con mano la situazione nei comuni colpiti. Il sindaco di Noale si è rivolto infine alla cittadinanza con un messaggio. Dovremmo pensare, io lo dico da cittadino in primis, oltre che da sindaco, anche a tutelare le nostre proprietà, le nostre case, le nostre abitazioni da queste bombe d'acqua, con la predisposizione di paratie, di pompe, generatori anche esterni, cioè pompe esterne, dico, oltre alle pompe interne idrauliche, perché ahimè questo tipo di eventi saranno sempre più ricorrenti. Da un punto di vista meteorologico lo vediamo, lo cogliamo con mano, lo tocchiamo con mano tutti i giorni, il tempo sta cambiando in una maniera velocissima. Dobbiamo anche noi sforzarci, anche se non è facile, perché non è facile, di cambiare e di adattarci. In queste ore l'ultima fase della perturbazione che ha interessato la regione da ieri mattina, nuovi rovesci e temporali sparsi in spostamento da ovest-sud-ovest a est-nord-est con possibili fenomeni localmente anche intensi su prealpi e pianura. La protezione civile regionale per questo mantiene l'allerta gialla su tutto il territorio fino alla tarda serata di oggi. È stato trasferito nel carcere di Treviso a Santabone il 55enne detenuto che aveva colpito con un pugno Filippo Turetta nel carcere veronese di Montorio. È arrivato in queste ore nel carcere di Santabone il 55enne responsabile dell'aggressione a Filippo Turetta, colpito con un pugno al volto durante l'ora d'aria nel penitenziario di Montorio Veronese lo scorso fine agosto. Il 55enne avrebbe espresso alcuni giorni prima il suo disappunto per la presenza di Turetta fra i detenuti della sua sezione. L'uomo, in carcere con una sentenza definitiva per omicidio e tentato omicidio, prima è stato messo in una cella di isolamento, poi per lui è scattato il trasferimento per motivi di sicurezza. Nell'aggressione Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, avrebbe riportato alcuni traumi ritenuti non gravi. L'episodio di violenza ha fatto scattare per l'aggressore l'immediata misura disciplinare. Sull'aggressione si era espresso anche Gino Cecchettin. La violenza non è la risposta, aveva detto il padre di Giulia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che l'ambasciatore italiano in Venezuela ha visitato per la prima volta Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto da novembre a Caracas. Trentini, che non ha mai ricevuto accuse ufficiali, è stato trovato in buone condizioni seppur un po' dimagrito, così riferisce dunque la Farnesina. Infrastrutture e formazione. Gli artigiani veneti chiedono alla politica di cambiare passo, destinatari politici impegnati nelle elezioni regionali 2025 e non mancano anche delle stoccate. Purtroppo i tempi sono troppo
troppo stretti. Noi avremmo preferito una discussione maggiore. Inizia con quella che ha tutta l'aria di essere una strigliata alla politica, la presentazione del position paper della Confartigianato del Veneto, che così vuole incidere sui temi della campagna elettorale, potenziamento delle infrastrutture, formazione, università, energia e sociale e una maggiore rappresentanza dei corpi intermedi. Da qui la prima proposta ritenuta ineludibile. Un tavolo permanente delle categorie economiche e della regione per discutere delle esigenze è un modo per dire bene, abbiamo con questa governance e quindi con quella di Luca Zaia abbiamo raggiunto una tappa. Adesso da qua in avanti, considerando la situazione economica e le esigenze, c'è bisogno di cosa? Noi l'abbiamo elencato tutto e questo elenco corrisponde a un salto. Un cambio di passo dunque, con le istituzioni regionali chiamate a fare di più, ogni territorio ha le proprie specificità. Le specifiche padovane sono note, sono dalla viabilità del capoluogo alla viabilità però soprattutto della provincia, che non va dimenticata, che ha grosse difficoltà nelle infrastrutture. Sicuramente il tema della Valdastico è un tema che è trattato già da parecchi anni e noi continuiamo a spingere perché sarebbe uno sbocco importante per tutte quelle aziende che lavorano con il nord Europa. Auspicabile da parte nostra che ci sia un assessorato alla montagna per un dialogo costante, proficuo e privilegiato tra la montagna e la regione. Trasversale quanto urgente il tema della manodopera e del rapporto con i giovani. Più attenzione alle scuole professionali e là sì 2 soldini in più, perché siamo decisamente sotto la media di investimenti che fa ad esempio Lombardia e dell'Emilia Romagna. Quindi investire nelle scuole professionali vuol dire formare delle figure che potrebbero essere a beneficio delle nostre imprese. E a proposito di regionali, c'è attesa per il tavolo del centrodestra. Se noi avessimo corso da soli con la Lega e la lista Zaia, insomma, potevamo essere anche autonomi ed indipendenti. Ecco, questo detta per essere stati molto chiari. Stiamo facendo un sacrificio in nome della coalizione con cui governiamo anche a Roma. Ecco. Ma in Veneto questo per noi insomma è un sacrificio. A poche ore forse, ma non è certo, dalla resa dei conti sul nome del candidato, la situazione nel centrodestra è questa e viene da chiedersi se, anche dopo che la scelta sarà fatta, lo stato di tensione cambierà. Difficile perché quando sarà svelato il giallo, l'una o l'altra parte sarà comunque rimasta scottata e con tali premesse si avvierà una campagna elettorale a rischio schizofrenia. Sandon Haring parla di sacrificio del carroccio a restare uniti. Claudio Borgia mantiene la plomb ma a denti strettissimi. Dovremmo fare una campagna elettorale insieme, quindi non credo che sia il caso di continuare a polemizzare o ad alzare il livello. Cerchiamo di evitare di polemizzare ancora di più perché tra qualche settimana dovremo tutti correre uniti per lo stesso presidente, perché lo dobbiamo dire ai veneti che sarà impossibile che il centrodestra si romperà, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Tutti uniti sì, ma Lega e Fratelli d'Italia sembrano essere come quelle rette parallele che non si incontrano mai, tantomeno sul nome del candidato, sentire per credere il leader regionale dei meloniani. Spesso, e non crediate sia facile, anch'io nei contesti del mio partito, un partito che oggi rappresenta quasi un Veneto su 4, ho delle pressioni perché non tutti sono disposti ad accettare supinamente una pseudo decisione come quella che qualcuno andrebbe raccontando. Intanto, manco a farlo apposta, arriva il capogruppo del Carroccio in regione che, forte del manifesto di Zaia fresco di poche ore, lancia la riscossa. In questi mesi c'era chi esultava ancora prima di aver giocato la partita e tra questi penso che molti oggi abbiano avuto un cattivo risveglio. La Lega è pronta a giocare la prossima battaglia, non ha nessuna voglia di arrendersi, mettendo in campo il suo asso principale che si chiama Luca Zaia. Noi di fronte abbiamo un obiettivo politico molto importante, che è quello di far diventare Alberto Stefani il prossimo presidente della Regione Veneto, in continuità con l'amministrazione di Luca Zaia. Ma soprattutto abbiamo un altro obiettivo, che è quello di far confermare la Lega come primo partito nella nostra regione, primo partito in Veneto. Siamo sicuri che i riferimenti all'esultare e al brusco risveglio siano destinati soltanto al centro-sinistra? Saremmo propensi a dire di no. Da par suo, De Carlo, che sulla Lega, primo partito in Veneto, avanza sicuramente qualche dubbio, è ben chiaro sul lancio anticipato di Alberto Stefani. Se fosse deciso, perché non avremmo dovuto dirlo? Non c'è nessun motivo per cui c'è un centrodestra
che si riunisce e che sta cercando il miglior candidato possibile. Io sono contro queste forzature eccessive. L'unico punto di accordo allora resta il pressing su Roma, sia come sia, finisca l'incertezza. Adesso credo che sia tempo di finire la melina e di cominciare ad avere un candidato. Voltiamo decisamente pagina. Dal 20 al 26 ottobre sarà di nuovo Venice Fashion Week, 7 giorni di eventi, sfilate, workshop e mostre dedicati alla moda consapevole in palazzi, atelier e spazi culturali della città. Tema la craft economy. L'edizione autunnale della Venice Fashion Week è stata presentata questa mattina a Cafarsetti alla presenza dell'assessore comunale al turismo del Comune di Venezia Simone Venturini, al direttore di Vela Fabrizio Doria, insieme agli organizzatori dell'evento Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti di Venezia da Vivere. Quindi si replica, sarà di nuovo Venice Fashion Week dal 20 al 26 ottobre. È tutto da Venezia e provincia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.